Le finali di Under 16 femminile di Padova, giocate negli impianti di Fossò, hanno incoronato ancora una volta il pool volley come regina della classe. In finale la squadra di Marchetto ha vinto nettamente, sconfiggendo il Micromedius per 3-1. Sì, molto soddisfatto, stiamo lavorando bene, vedo che le ragazze rispondono, come hanno lavorato bene nell'Under 18, così stanno facendo nell'Under 16, per cui stiamo portando avanti un lavoro che ci sta dando i frutti, a volte anche con alcune situazioni abbastanza critiche dal punto di vista del rapporto tra allenatore e atleti, ma sempre nei limiti ovviamente della decenza, che però serve a stimolare e incentivare le ragazze. La vittoria del pool volley non è una sorpresa, l'obiettivo è stato raggiunto. Sì, è sempre stato un obiettivo, quello del provinciale. Il Medius è sempre stata una squadra molto forte, però noi adesso puntiamo a regionale, anche se anche lì le squadre sono molto forti come il San Donà, però ce la possiamo fare, dai. Ogni vittoria è frutto di un gran lavoro che al pool volley è alimentato dal grande affiatamento della squadra. Noi siamo una squadra molto unita, legate dalla voglia di vincere, dall'amicizia, e la pallavolo è parte di noi ci impegniamo sempre tantissimo, tutti gli allenamenti che facciamo, le partite, noi siamo contentissimi di giocare questo sport e lo giocheremo sempre. Ed ora, per le atlete del pool volley, alcune delle quali militano in Serie C, ci sarà un periodo a ritmi ridotti. Ma adesso ci aspetta un po' di riposo innanzitutto, perché abbiamo le nostre atlete che sono un po' usate, se anche si può dire usate, in vari campionati, per cui con oggi si inizia anche una piccola pausa di recupero e sicuramente ci prepareremo al meglio per lavorare ancora nella C e vedremo i prossimi mesi, quando inizieranno i regionali, cosa si può tirar fuori da questo gruppo. In casa Micromedius, al termine della finale persa, a rompere i silenzi di giocatrici ed allenatore è stato il direttore sportivo. Quello che ci brucia è perdere il titolo provinciale, su cui un pensierino si poteva fare. E in regionale l'abbinamento iniziale non ci spaventa, abbiamo tutto il tempo per recuperare la squadra, per far crescere le giovani, in quanto oggi abbiamo giocato con una squadra che nel finale aveva 94 su 7 e quelle sono quelle che hanno più bisogno di crescere. Grande soddisfazione invece per il Thermal Volley Autosalone 2000, che in finale per il terzo e quarto posto ha sconfitto l'Alta Volley. Molto soddisfatto, il nostro obiettivo era alle regionali, entrare nel gruppo delle 3 squadre di Padova che vanno ad affrontare le migliori delle altre province. Ci siamo riusciti con un po' di sofferenza, onore e merito a chi ha perso perché è una bellissima squadra, però adesso l'orgoglio, la gioia, la vittoria è tutta nostra e sono molto contento. Per le atlete ora ci sarà una probante fase regionale grazie al terzo posto. Garantisce l'accesso alle regionali, che è un fatto molto importante per il Thermal Volley, e tutte noi siamo felici, anche e soprattutto l'allenatore, e abbiamo lavorato tanto, però ce lo siamo meritate molto. In chiusura è il presidente del comitato provinciale di Padova ad augurarsi buoni risultati in regione. Primo il pool volley e secondo il Medius, 2 delle società su cui il settore giovanile viene curato in maniera molto interessante, oltre ad altre società, ma qui abbiamo veramente proprio dei numeri positivi. Speriamo che sia l'anno buono anche per essere rappresentati a livello regionale, dove sappiamo che ci sono delle corazzate come Conegliano, come Vicenza, come San Donà, che hanno una scuola e un bacino molto ma molto più vasto.